E adesso andiamo a Venezia per la regata della rinascita dopo la pandemia. Maria Rita Grieco. Gondole, caorline, mascarete, pupparini, barche a remi ma anche scafi tradizionali a riempire il Canal Grande. Almeno 200 le imbarcazioni che sono sfilate per quella che è stata una vera e propria festa cittadina. Una festa con la quale Venezia ha voluto celebrare la rinascita e lasciarsi alle spalle il buio di giorni drammatici. Il corteo acqueo partito dalla Darsena Grande dell'Arsenale è arrivato davanti all'ospedale civile per il momento più toccante. Tra sirene dell'idroambulanza e applausi il gesto d'eccellenza per i regatanti, l'alzaremi. L'omaggio al personale sanitario in prima linea durante l'emergenza coronavirus. Un momento di gioia ma anche di profondo pensiero a quello che abbiamo dovuto vivere, a chi non c'è più con noi. Per dire al mondo che Venezia riparte con gioia, con felicità. Sarà un tunnel lungo perché molte persone sono purtroppo senza lavoro. Dobbiamo anche lavorare perché il turismo ritorni, ma facendo ripartire le fabbriche, ridando fiducia alle persone che sono da troppo tempo chiuse in casa. Ecco, questa è l'inizio di una riscossa italiana che parte da Venezia. Riportare Venezia all'Italia dunque tra le mete turistiche più ambite a livello internazionale. Penso che i turisti giapponesi torneranno certamente. Vorrei che ogni americano vedesse quello che ho visto in 3 anni. Il mio presidente Trump dice che l'Italia è stupenda, Venezia e oltre. La vogata della rinascita, promossa dal Panathlon Venezia, ha raggiunto il bacino di San Marco fino alla Chiesa della Salute, dove si è esibito il coro del Teatro della Fenice.